Buonasera e ben chiatazza a Gnovis. Si è concluduto in tessere sul tardier il spoi per selezions dal comune di Lignan, ultim a terminare le operazioni. E per 20 voti il nuovo prim cittadin è Laura Giorgi dal centri di Estre che ha battuto al fotofinish Alessandro Marosa, vice sindic de Zonte Fanotto. Proprio l'ex sindic all'estate che il plui votato, ottignin 136 preferencis. O sapevi che sarebbe stato un chiave parom alla commentato Giorgi, prime sindiche femmine di Lignan. E una grande responsabilità e quasi mi tremi in lis gambis. La tornata elettorale si concluderà il 26 di giugno con le valutazioni di Gurizze, da Ciandeci e Codroip. Ai News Syndics si è drecciato il presidente Regione Massimiliano Fedriga. O desideri complasemi con tutti i sindics e i consigliers confermati o neoelez dal Friuli Vignesi e Giulie, amministrare une citate e une sfide che domande impegni ed edizione. Un'emissione, alla concludut Fedriga, che mi viodarà sempre al loro flan pal ben de nestre biele regione. A son 864 i nuovi infetti di Covid-19 registrati in Friuli Vignesi e Giulie in questi ultimi 24 ore, a fronte di 3.147 tampons molecolari e 2.901 provi svelti antigenici. 4 le vittime, 3 a Trieste e 1 in provincia di Gurizze. 3 sono i pazienti ricoverati in terapie intensive, intanto che sono 90 le persone accettate in che altri aree medici. Dal principio della pandemia in tenestre regione sono risultati positivi quasi 384.000 persone. Un escursionista le precipitato per una ventina di metri di un troi sulla Mont Strabut, colando per sore una struttura per i clapons che ha frenato la chiadude. Sul puesto sono intervenuti gli guardie dal FUC e il personale sanitario insieme al soccorso alpin de guardie de finanze che hanno mettuto il ferito su un tun bareglot drecciantolo di nuovo sul troi prima che l'ambulanza lo portasse in ospedale. Miec pesanti in Flamis, inte mattinate di lung dalla 4 in direzione Vignesie. Un camion ha chiappato fuoco per cause sanche modi accertà e l'intervento sguardis dal fuoco ha domandato la siarade per pluvio mancul 4 soris dal toc tra il gruppo di Puart e Cessalto. Al termine des operazions il camion e la pesante chiame che trasportava sono stati dislontanati. Nessuno non è stato ferito, neanche che il conducente dal miec pesant che è arrivato in curt alla fur dal miec prima di essi colpiti des Flamis. Il sottopass pedonale di Placial Cavedalis a Udin di Heinz in stato di degrado sarà rimettuto a Gnuf in grazie dall'intervento dell'associazione culturale Onart. Non sclarisce il progetto il sindaco di Udin, Pietro Fontanini. Esiste un sottopass, sotto proprio di Viale Ledra, che mette in collegamento le zone di Via Vilalte con Piazzale Cavedalis e le zone del centro studi. Questo sottopass è un po' mal mettuto perché le prendi sgrbicciose sulle sparese. Due professori che insegnano proprio ai licei delle nostre città hanno portato una proposta di mettere a posto in pratica i murs del sottopass. In pratica loro faranno due murales per rendere più bello questo look. Noi potenzieremo l'illuminazione perché il sottopass magari ha la luce un po' datata e quindi tornerà a essere più bello rispetto a come. I lavori saranno fatti al mese di luglio e quindi dal giro di un mese al massimo avremo un nuovo sottopass più bello, più moderno, croto anche e soprattutto darà soddisfazione ai giovani che passano per lì e che vedono queste pitture belli. Speriamo che nessuno dopo cominci
a fare sgribicios sugli sparesi, che rispettiamo queste opere che sono fatte tra l'altro da insegnanti e dai nostri licei. Vie libere dal Comune di Udin a variante per creazione di un gran par di 60.000 metri quadri dal puest des ex Acciaris Bertoli a Udin Nord. O si arrivazza al documento finale dopo un percorso iniziato in tal 2020, alla commentato l'assessora urbanistica Giulia Manzan. Ovin individuare le destinazioni di us per evitare interventi dome residenziali o dome commerciali. In te giornate internazionali dal Don dal San, la AFDS ha prontato la autoemoteche in place Libertat. A Udin, ho sentito il vicepresidente Donnino Mossenta. Tropisal importante iesi chi in place UE giornate mondiali de donazione. Più che importante è utile per i malati fasiviodi, è utile per tutti che sono manco fortunati di noi, sapere che comunque è qualcuno che si dà da fare finché non manchi nessuna sacca di sangue. Quindi le visibilità che dà un'automoteca non è inferiore a tanti svolti stati in centros che può essere ways o planes e invece chi ha un flusso costante che insomma slunge il braccio, quindi è un bel viodi. Il messaggio di fa passare dall'inizio d'estate, prima des feris. Sì, prima di là in feris, che si sa che ognuno di noi viene, specialmente dopo un'annata come che viene passato un periodo di rilassatezza in modo di rischiare le sbattaris, lì a donare, lì a slungare il braccio perché sempre più in quel periodo qui si cerca di non far mancare una sacca di sangue a cui che la bisogna. E tanto per dire una frase che non è mai scontata, i malati non vanno in feris e quindi è un diritto invece che aspetta affinché potete stare un anno migliore, noi e di più. Le idee bendate ha colpita Maiandula che un cliente abituale l'ha vinto 10.000 euro con un gratta e vinci. La femmina ha acquistato il biglietto e scuvier di vinciù davanti des dos titulars dal bar, Gianna e Antonella. O si infelice che la fortuna vedi guardata le nostre ricevitorie e han commentato gli dos. La signora ieri tan felice, non sa lasciato une mandule. La cifra vignerà increditate al net des impuestis dentro de settimane. La Udinese ha comunicato di aver slunghiato il contratto al direttore delle aree tecniche Pierpaolo Marino, che sarà schiaduta dis. Come Marino al sarà alleata ai colors blancs e neris per un altro anno fin ai 30 di giugno del 2023. Che scomincerà a Vosta sarà il 11° campionato di Serie A con la Udinese per Marino. Queste esperienze in bianco e neri di Marino, la tierce, e è scominciate in tal 2019. E per usgnot alle dut si torna a vio di domani con Gnovis, buone serate e mandi.